Giancarlo Piras e la moglie abitano a ridosso della base aerea militare di Decimo Mannu, concessa a NATO e Stati Uniti, come Aviano. Si trova ad appena 20 km da Cagliari e si effettuano dai 400 ai 500 atterraggi al giorno. Quelli sono tutti piazzali, no? Dove sono pieni di aerei militari. Tutti questi caseggiati che vede, li vede? Arrivano sì, li guardi. È tutta base militare, tutta base militare. Chilometri e chilometri. Li sentite tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Il figlio di Giancarlo, Francesco, aveva fatto il militare a Capo Teulada. Mio figlio è stato molto sfortunato perché comunque lui l'ha preso al pancreas, quindi è un tumore molto lento e silenzioso, non si è mai accorto di niente. Perché avete pensato che fosse Teulada il poligono, la causa della malattia di vostro figlio? Un paio di giorni prima che mio figlio mancasse, è stato lui anche che ha detto: papà, non sarà Teulada? E questa risposta non c'è stata, non ha fatto in tempo. Dopo che è deceduto, ero andato dal professore dell'oncologico di Cagliari che lo teneva in cura in vita per chiedere la cartella clinica. E così parlando gli ho detto, lui aveva fatto il militare a Teulada, come gli ho detto il nome Teulada, ha fatto un salto dalla sedia. Questo professore diceva: perché non l'avete detto prima? Cioè, pensavamo che non era importante, che non era... No, ecco il nesso, ecco il nesso. Lì voi avete cercato la risposta a quello che diceva, alla domanda di vostro figlio, insomma. E come l'ho cercata questa risposta? Lui aveva fatto una biopsia epatica all'Università di Sassari. Non le dico quello che ci è arrivato. Dall'acciaio al torio, al ferro, all'alluminio, insomma, tutti questi materiali che normalmente si trovano nel momento in cui esplodono questi ordigni. Ho preso tutto, mi sono cercato un avvocato e ho incominciato la battaglia contro lo Stato. Lui ci aveva detto: papà, dice, se la colpa è di qualche amministrazione, ti prego papà, dice, fagliela pagare fino in fondo. Io questi devo rivedere in galera, in galera. Invece, come al solito, lo Stato molto probabilmente pagherà, però con l'accordo che i militari non si toccano. Io invece li vorrei vedere in galera. Non li perdonerò mai.